E salve amici di YouTube di Modelmax, ben ritrovati in questo nuovo video. Con il campionato Play Kart Veneto in pausa, ci rivedremo con la sesta tappa di campionato in quel di Vicenza, con un punto di domanda accanto, perché ora come ora non sappiamo se verrà confermata o meno la tappa. Comunque, facendo un piccolo recap della situazione, sono terzo a meno 8 dei primi due che sono a pari merito, dopo anche il secondo scarto fatto da Daniel del peggior risultato. Però non siamo qui a parlare di Play Kart Veneto, ma bensì di GoPro e karting. GoPro o comunque action camera varie e karting sono un connubio dei risultati eccezionali. Basta saperli un attimino sviluppare in maniera corretta. Per cui oggi voglio illustrarvi il mio setup GoPro. Come telecamera ho una GoPro Hero 4 Session che in questo momento sto utilizzando per riprendermi. La trovo molto pratica perché occupa pochissimo spazio, è molto compatta, e ho anche valutato un discorso di resistenza aerodinamica, per cui ho scelto proprio la piccolina di casa GoPro che mi sta dando delle soddisfazioni veramente incredibili, che è sempre stata molto affidabile, batteria che dura circa 2 ore, un poco più di 2 ore, per cui posso dire di essere pienamente soddisfatto dal prodotto della GoPro. Vorrei tanto poter fare un upgrade, però ora come ora non ne sento l'esigenza, anche perché comunque la Hero 5 Session costa ben 329 euro. Volendo potrei optare per la Hero Session, che praticamente è la stessa telecamera della 4 Session, che adesso su Amazon costa 160 euro. Vi metterò il link giù in descrizione se volete provvedere all'acquisto. Guardate, se volete togliervi lo sfizio o comunque volete comprare un'action camera, la più famosa al mondo, quella che ha inventato il segmento dell'action camera, vi consiglio di sfruttare questa occasione, perché il prezzo se no sarebbe di 229, scontata su Amazon l'ho trovata a 160 euro. Parlando di visuali, io all'inizio, quando ho cominciato a girare in kart 2 anni fa in maniera abbastanza costante, porca miseria, sono già passati 2 anni, incredibile come vola il tempo. Come dicevo, a livello di visuali, quando ho iniziato a girare in kart usavo la visuale tipica, quella alta, anche perché non avendo una GoPro mia e dovendo usare il casco della pista, era l'unico supporto possibile. E comunque in quel frangente non avevo ancora la Hero Session, ma utilizzavo una GoPro Hero 3 Silver, che volendo al Vicenza Kart Indoor, faccio anche un po' di pubblicità, ti possono noleggiare, basta che ti porti dietro una micro SD, utilizzi la loro fotocamera, dopo gliela dai e ti riprendi la SD e hai comunque i filmati dentro. Comunque stavo dicendo che all'inizio ho cominciato a utilizzare questa, che è la classica visuale alta con questo tipo di visuale, che comunque garantisce un ottimo campo visivo, permette di vedere molto bene anche l'azione sui pedali e sul volante, ed è molto utile per imparare le traiettorie, perché comunque hai posizione sopraelevata e ti permette di avere una buona visuale per quanto riguarda proprio l'utilizzo per fare le traiettorie. Secondo me è perfetta. La uso in abbinata al frame basso, così, e la tengo un pelo più alzata così, perché ovviamente se la tenessi perfettamente in parallela al casco l'inquadratura taglierebbe la parte alta sarebbe troppo bassa, per cui il mio piccolo consiglio è quello di non metterla perfettamente parallela al casco, ma di tenerla un pelo più alzata, in modo da compensare la naturale inclinazione del casco quando si guida. Ultimamente poi, se avete seguito i miei video, ho voluto sperimentare 2 nuove visuali, ovvero la prima che ho voluto portare è stata la side view, utilizzando questo, che era compreso già nella confezione della GoPro, comunque si può trovare anche in maniera separata, ed è un classico supporto alto per GoPro, ma come potete vedere ha un giunto sferico, il che permette di regolare in maniera ottimale l'inquadratura quando si va a utilizzare il montaggio laterale, come in questo caso. È un bel passo avanti a livello di immersività, perché comunque è una prospettiva totalmente nuova,
a livello di che ho voluto portare sul canale da qualche mese a questa parte, però secondo me la vera novità che ho portato è stata il Cine View, la visuale dal mento, che la ritengo molto immersiva per quanto riguarda l'azione e permette anche di seguire lo sguardo del pilota, il mio sguardo quando giro, e secondo me è una cosa molto bella, molto immersiva. Dopo prossimamente vorrei portare la Visor Cam, che praticamente vedrà la GoPro piazzata qui, e non la fisserò con un supporto adesivo, ma utilizzerò una lunghetta che mi porterà la GoPro in questo punto qui, per cui diciamo che quello vi ho fatto già un attimino uno spoiler di una delle prossime novità che ho intenzione di portare sul canale. La CineView di solito la utilizzo con il frame quello normale GoPro, con l'attacco quello in basso, che quindi permette di regolare la GoPro in maniera che non sia sempre comunque in asse, non sia parallela al taglio della testa, perché sennò verrebbe la visuale troppo bassa e non si vedrebbe assolutamente niente. A livello di supporti esterni farò un altro video a parte, perché voglio provare un attimino un supporto che ho acquistato su Amazon, che è un supporto a morsetto con un attacco da 1/4 di pollice, che comunque però ha il suo adattatore per GoPro, e lì praticamente è molto comodo nelle situazioni in cui per esempio una sola ventosa non può garantire la sicurezza che la GoPro non voli via, per cui comunque come supporti utilizzo principalmente questi. Ho fatto un esperimento con la Cesti, con l'imbragatura, che però di quello ne parlerò in un altro video. A livello di risoluzioni io principalmente utilizzo il 1080p a 60 fps, perché comunque mi garantisce un'ottima risoluzione e anche la possibilità di fare anche degli slow motion molto carini, molto fluidi, e permette comunque di sbizzarrirsi in fase di post produzione. Bene, spero di aver detto tutto quanto. Vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, e se avete trovato utile e avete anche altre domande di lasciarmele nei commenti, vedrò di rispondere al prima possibile. I prossimi appuntamenti con appunto il campionato Playcar Veneto se ne riparla per fine settembre. Molto probabilmente il 27 farò la 2 ore al Raceland con i kart alleggeriti. Rivediamo a settembre o comunque nei prossimi giorni, perché ho intenzione di andare a fare un bel giretto in quel di Affi per provare la nuova configurazione della pista, e preparatevi anche per avere delle grosse novità per quanto riguarda una nuova rubrica che sto studiando per portarvela a voi sul canale. Per cui un caro saluto dal vostro Vadalmax e ci rivediamo nei prossimi video. Bye bye!